Buongiorno a tutti, io sono Cristina Ceriali, tutor di uno dei corsi di ITS Turismo e qui con noi oggi c'è Federica Tagliaferro, una nostra diplomata, che appena io ho finito la presentazione del nostro ITS, della nostra Academy, potrà anche portare la sua testimonianza di ragazza che ha frequentato uno dei nostri corsi. ITS Academy Turismo è una fondazione che si occupa di fornire dei corsi altamente professionalizzanti in tema di turismo. Attualmente abbiamo in essere 9 corsi e ogni provincia della regione del Veneto ospita uno di questi corsi. I corsi vanno dalla hospitality management, e quindi tutto quello che riguarda l'accoglienza turistica, al food and wine marketing and communication, che riguarda un turismo enogastronomico perché è svolto in 2 delle principali province che vedono la nostra regione brillare per ospitare dei patrimoni UNESCO come le colline del Conegliano Valdobadine o la Valpolicella, e quindi c'è tutto il tema molto attuale del turismo basato sul cibo e sul vino, e quindi la promozione del territorio attraverso questi elementi. C'è un bellissimo corso che finisce quest'anno, il primo biennio finisce quest'anno nelle Dolomiti, e che si occupa di tutto quello che è il patrimonio UNESCO delle Dolomiti, senza dimenticare che all'interno di questo corso entrerà anche la Fondazione Milano Cortina, perché voi sapete che nel 2026 ospiteremo un grandissimo evento, le Olimpiadi, e quindi tutto il mondo sarà concentrato in queste aree e, e quindi bisogna avere persone smart, preparate, che sappiano avere la vostra abilità comunicativa giovane nell'utilizzo appunto di di queste competenze. Le Dolomiti, abbiamo il corso ad Asiago che riguarda tutto il turismo, diciamo, della montagna. Ad Abano Terme l'Hospitality Spa and Wellness, che riguarda tutto il turismo, ovviamente incentrato su quello che è il well-being, il benessere. Un nuovissimo corso che è partito a ottobre di quest'anno sulla Art and Culture AI, cioè l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutto quello che è l'azienda del culturale di Venezia. Le aziende di Venezia sono ovviamente i musei, le fondazioni, la mostra del cinema, e quindi in questo corso troverete una generale preparazione in che cosa è l'arte e la cultura nel mondo di Venezia, e poi la implementazione con l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e anche diciamo la realtà aumentata, il metaverso, il neuromarketing, da mettere a disposizione perché le aziende possano rendere fruibili e disponibili i loro patrimoni anche a livelli non reali ma virtuali. Il Tourism Innovation è un altro di questi corsi, Digital 4.0, che si svolge a Jesolo. La sede di Jesolo ospita il nostro campus, e scusate che c'è qualcosa che vedo, scusami, ecco, grazie Samantha, c'è la comunicazione che... la sede di Jesolo ospita il nostro campus, c'è un vero e proprio edificio, è visitabile. Vi consiglio di rimanere collegati con noi tramite la nostra newsletter, vi potete iscrivere
nel nostro sito, anche con l'orientamento, anche o prenotare un one-to-one oppure scriverci direttamente se volete accedere alla nostra newsletter, con la quale rimarrete collegati per sapere tutto quello che noi facciamo, per prenotare anche queste experience, che sono degli appuntamenti che organizziamo all'interno del campus di Jesolo, dove vi faremo conoscere i nostri docenti, fare una lezione e farvi capire la nostra realtà. Bisogna entrare nel sito, selezionare, vedete come potete vedere a video, la data e prenotarvi il posto. Come funziona il corso? State in aula per fare un po' di approfondimenti e per avere a che fare con dei docenti del mondo del lavoro, perché questa è una caratteristica dell'ITS. Entrano in aula non professori come all'università e come alle superiori, ma entrano in aula docenti del mondo del lavoro, che vuol dire sono dirigenti, CEO di varie aziende, manager, proprietari di aziende, e quindi in aula vi parleranno di quello che sta succedendo in quel momento nel mondo del lavoro, quello che il giorno prima di entrare in aula loro stavano facendo all'interno della loro azienda, con un duplice plus: uno, sono sempre aggiornati, e due, vi studiano, tra virgolette, e possono darvi l'opportunità di svolgere lo stage che andrete a svolgere nella seconda parte dell'anno all'interno delle loro aziende. Il rapporto, Federica, tu hai frequentato il Food and Wine Tourism a Treviso e mi puoi bene supportare quando dico che all'interno delle aule entrano dei docenti con una ottima esperienza nel mondo del lavoro. Assolutamente sì, Cristina. Non a caso io il secondo stage che ho fatto è stato proprio tramite uno dei docenti appunto del Master Food and Wine, quindi si hanno tantissime opportunità anche tramite appunto i nostri insegnanti e appunto docenti che sono sia imprenditori di aziende che comunque persone che sono all'interno del settore, ecco. Esatto, come vedete potete entrare all'interno del sito in ogni corso e guardare tutte le unità formative che sarebbero le materie, e che cosa hai trovato come diciamo è come plus nell'avere all'interno dell'aula docenti del mondo del lavoro. Che caratteristiche hai potuto notare? La differenza magari con le superiori oppure qualcos'altro? Beh, sicuramente c'è un metodo di confronto che è completamente diverso, E di apprendimento anche, anche di sì. apprendimento e di insegnamento proprio delle materie di per sé. Diciamo che il punto di vista, anche l'aspetto pratico è fondamentale, soprattutto nel nostro settore, nel nostro lavoro anche. E avere a che fare con professionisti o persone che appunto ci lavorano quotidianamente, hanno un'esperienza alle spalle, sicuramente aiuta tantissimo, ecco. Infatti noi non usiamo neanche, diciamo, dei libri veri e propri, a parte a volte per le materie tipo l'inglese o il tedesco che si fanno, ma utilizziamo delle dispense, giusto? Che di volta in volta. Perché questo? Perché devono essere sempre aggiornate, cioè i libri scadrebbero, diciamo, no? Se dovessimo utilizzarli ogni anno, perché è talmente aggiornata la realtà. Una delle unità formative che ti ha più interessato, Federica, ce la puoi raccontare? Beh, ce ne sono state tantissime, Cristina, sinceramente. E, beh, parlo dal mio punto di vista, io sono sempre stata molto attratta dall'ambito marketing comunicazione.
L'anno scorso, il secondo anno, abbiamo fatto un laboratorio che è quello UNESCO all'interno delle colline del Vado Biadene, e beh, quello è stata un'esperienza molto, molto formativa. E devo dire che anche la parte appunto collegata più al marketing, alla comunicazione, anche all'organizzazione degli eventi, diciamo che sono state le materie, ecco, che mi che sono ti hanno piaciute. interessati. Esatto, Infatti, alla scadere, diciamo, dei tuoi 2 anni con il diploma ottenuto, hai deciso di ho deciso. andare Sì, allora io, vabbè, mi sono diplomata a luglio di quest'anno, quindi poco più di 6 mesi fa, e sono stati 2 anni nel quale appunto diciamo mi sono un po' focalizzata sempre sull'aspetto del marketing e della comunicazione nel settore food and wine. E terminati appunto gli studi a luglio ho deciso di partire per Barcellona, e quanto più per farmi un'esperienza all'estero, perché avevo questa idea di appunto andare un attimo, uscire un po' da questa zona di comfort, ecco, anche dall'Italia, e sempre però con l'ottica di poi voler ritornare. Questa insomma, adesso sono hai appena dei tornata da... progetti? Hai dei progetti adesso che sei tornata? Esattamente, quindi sono tornata per volere, e adesso sì ho dei progetti. Io sono del Friuli Venezia Giulia, quindi ho sempre sentito questo un po' attaccamento verso la mia regione, la mia zona, e quello che ho imparato anche tramite l'ITS è proprio il fatto di voler andare insomma, a valorizzare quello che è un po' la propria regione, così come il Veneto, nel mio caso il Friuli, insomma ho dei progetti proprio riguardanti questo. Mh. Nelle cantine, per esempio, oggi come oggi, penso che l'enoturismo sia uno dei settori più trainanti in Italia. Assolutamente. Ecco, allora quello che mi preme anche dirvi è che noi quotidianamente con i ragazzi in aula cerchiamo veramente di stimolarli attraverso proprio anche la realizzazione di project work o dei laboratori, come vi ha raccontato Federica. Laboratori, a volte si intende proprio di uscire dall'aula e stare 3 giorni immersi in una realtà, incontrando le persone fondamentali per quella realtà. Nel laboratorio UNESCO abbiamo incontrato, oltre al sindaco della città di Valdobbiadene e quindi tutto il mondo, diciamo, della politica, il mondo pubblico, perché essere un patrimonio UNESCO significa tante cose, non solo attirare nuovi turisti, significa mantenere quel territorio, farlo entrare nella nostra storia e cercare di comunicare questa cosa molto importante. Quindi il modo che abbiamo noi di insegnare e di tramandare conoscenza e competenza poi si può ovviamente replicare in qualsiasi regione. Noi lo facciamo per la regione del Veneto, però come vedete Federica dice utilizzerò le metodologie imparate per metterle in pratica nella mia regione. Quindi non so se sei d'accordo, a me piace sempre dire che frequentare un ITS è un po' una porta per il successo. Successo inteso non come tutti conoscono il nome di Federica Tagliaferro che da domani va su tutti i giornali, che me lo auguro, però non è solo quello. Successo vuol dire anche, te lo auguro e può succedere benissimo, non bisogna mai abbandonare i sogni, ma mi piace parlare di successo nel senso di una persona che fa un lavoro che le piace e quindi lo fa bene e quindi lo fa appassionatamente, quella è una persona che a mio punto di vista ha successo, no? E ITS è un po' una porta verso questo, perché per avere successo significa che devi avere competenza, perché bisogna essere preparati, non è vero che bisogna avere solo fortuna, e ci vuole anche l'opportunità di far vedere le proprie competenze. In ITS succede questo, si realizza il magico match tra la competenza che imparate in aula e l'opportunità che avete
entrando a contatto diretto con le aziende. Quindi se qualcuno mi chiedesse perché frequentare un ITS, io risponderei proprio per questo motivo. Non siamo in competizione con l'università, tanto è vero che molti dei nostri studenti scelgono anche di iscriversi poi, vero Federica? Tu hai dato seguito a questo tuo progetto? Io l'ho messo un attimo in stallo, nel senso che appunto ho preso questa decisione di fare Certo, queste esperienze all'estero e per essere, insomma, immergermi a pieno in questa esperienza ho certo. messo un attimo in stallo. Mi sono comunque iscritta, quindi sono ancora iscritta e ho altri miei compagni che tuttora stanno seguendo appunto il corso all'università anche. Mm. Infatti, perché comunque uno può anche proseguire, sono proprio due modi di imparare diversi. Uno è più accademico, il mondo universitario, il mondo più pratico, quello dell'ITS, si impara facendo, perché molti docenti, vero, vi danno da fare dei project, e che vuol dire mettere in campo anche dei business plan per delle vostre attività, giusto? Quindi ci sarà anche la parte economica e più matematica, diciamo. E sempre facendo delle cose, quindi si impara mettendosi alla prova. E a proposito di questo, stavo pensando, hai avuto modo di conoscere dei docenti che poi ti hanno anche aperto gli occhi su dei lavori che non pensavi esistessero magari? Tantissimo. Beh, io tra l'altro provengo da un percorso di studi che diciamo non è per niente inerente magari al settore food and wine. Ho fatto un liceo linguistico, quindi magari tanti pensano che diciamo sia un percorso che chi ha frequentato un istituto alberghiero, magari un turistico, ecco, sia più opportuno, invece non è assolutamente vero. Anzi, proprio per questo io ringrazio l'ITS perché mi ha dato una base di cui avevo bisogno per poter entrare nel settore e anche appunto un'idea più chiara di tutti gli ambiti e tutti i lavori che ci sono all'interno. E infatti io l'ho sempre definito che come un settore dinamico, perché lo è assolutamente. Quindi puoi veramente spaziare in tantissimi lavori, pur Certo. rimanendo nel settore, ecco. E mentre frequentavi l'ITS, alcuni dei tuoi colleghi, perché non parliamo più di compagni, oppure tu stessa, per caso lavoravate? Riuscivate ad avere un lavoro anche frequentando? Assolutamente sì. Le lezioni sono prevalentemente durante la mattina o Mhm. comunque al massimo il primo pomeriggio. Io conosco almeno metà dei miei compagni di classe che tutti comunque riuscivano a lavorare tranquillamente, anche perché il weekend, comunque sabato e domenica, non ci sono le lezioni. Il venerdì, tra l'altro, si riusciva anche a finire spesso prima, quindi è anche, viene anche fatto apposta, le lezioni sono anche suddivise in base, insomma, a chi lavora e a, insomma, già un lavoro in mano, ecco. Certo, quindi si può fare tutte e due, tu eri fuori sede, quindi hai trovato una sistemazione, sei riuscita insomma a portare a termine. Sapete addirittura ragazzi che il secondo anno, perché come vi ho spiegato, metà anno, dunque da ottobre, anzi ve lo ridico, da ottobre ad aprile circa voi siete in aula, da lunedì al venerdì, come diceva Federica. E poi, finita l'aula, partite direttamente per gli stage aziendali che fanno parte del percorso formativo. Cosa vuol dire? Che alla fine, poco prima della fine delle lezioni, fate un colloquio con il vostro tutor, perché ogni sede ha un proprio tutor di riferimento, fate il colloquio e parlate con lui del
mondo lavorativo che volete approcciare. Cioè, se voi entrate in ITS a ottobre e siete convinti che volete andare in un'azienda, succede quasi tutte le volte che alla fine andate a finire in un'altra, perché durante il percorso avete conosciuto delle realtà aziendali e delle realtà lavorative che magari non conoscevate e avete voglia di sperimentare quelle aziende. Quindi trovatele insieme al vostro tutor. Noi abbiamo una banca dati di più di 600 aziende, altrimenti se c'è qualcosa che a voi interessa di più vi accompagniamo per entrare, e finite il vostro anno con 400 ore di stage all'interno dell'azienda. Il secondo anno funziona allo stesso modo, quindi metà in aula e metà in azienda, e poi vi fate un diploma. Vi prendete questo diploma, che è il quinto livello di framework riconosciuto dall'Unione Europea, che è quindi vale di più della vostra maturità e vi consente anche di ricoprire delle cariche ovviamente più retribuite e più di pregio. Il ITS ha più di 1000 diplomati ad oggi. Abbiamo un nuovo corso in partenza a Chioggia sul turismo addirittura navale, anche marittimo e sostenibile. Un nuovo corso che partirà a Verona dedicato agli eventi, che questo piace tantissimo ai ragazzi in aula, anche a te Federica, se vuoi farne un altro ti accogliamo volentieri. Sapevo. Allora, sì, perché gli eventi e le fiere fanno parte del turismo, perché io continuo a sentire persone, oddio, mio turismo, no, non ne voglio sapere perché si lavora mentre gli altri sono in vacanza. No, c'è una marea di cose da fare. Gli eventi e le fiere sono turismo, e quindi così come nel Food and Wine non c'è solo la cantina, ci sono le realtà aeroportuali con tutto il marketing che gli va dietro. In classe da noi entra anche Lagardère, che è un colosso che ha tutti i duty free degli aeroporti, ed anche lì come esporre la merce. Sapete che adesso ci sono i percorsi obbligatori all'interno degli aeroporti dove potete comprare di tutto e di più. Si studia come mettere la merce, cosa devo comprare, in che regione sono. Tutte queste cose qua vengono messe proprio sul piatto. Certificati di sicurezza. Finite i percorsi, avete tutti i vostri certificati della sicurezza, quindi siete più appetibili rispetto a un altro ragazzo che non ce li ha e che l'azienda deve investire del tempo e del denaro per farglieli ottenere. Dimmi qualcosa che vuoi dire adesso subito, Federica. Subito così. Subito così. E stavo pensando a magari altre cose che non abbiamo citato, magari... Il costo. Vabbè, costo, giusto. Tutta questa roba che vi ho raccontato per mezz'ora costerà una follia. Mamma mia, tantissimo, tantissimo. Il Soprattutto da... valore è molto alto. Il valore è molto alto, ma il costo è molto accessibile, perché sono Molto. 500 euro l'anno. E poi Esatto. tieni conto, Fede, che i tuoi colleghi che si iscriveranno già dall'anno scorso e nei prossimi anni possono anche contare su un finanziamento che l'Europa ha deciso di darci e che è sostanzioso, e prevede anche molte borse di studio. Ovviamente ci sono dei parametri, però sono accessibili e molto spesso i ragazzi si vedono ritornare la quota. Ti ho già detto che si può fare l'Erasmus? No, bravissima, abbiamo mancato un bel pezzo. Abbiamo mancato questo pezzo perché il secondo anno potete fare lo stage e svolgerlo all'estero, Esatto, ed è una grande opportunità. sì. Avete fatto qualche viaggio studio anche voi? Sì, abbiamo fatto, il secondo anno siamo, oltre, vabbè, le varie visite che ogni anno ci sono, e appunto nel mio caso in cantino, aziende, eccetera,
e tramite appunto anche i docenti. Spesso almeno una delle lezioni viene fatta proprio al di fuori dalle aule. E il secondo anno siamo stati a Lisbona in Portogallo, abbiamo passato 5 giorni appunto via, e quindi sì, viaggi studio assolutamente anche quello. Esatto, tutti questi viaggi studio ci permettono di entrare in contatto con realtà aziendali estere e poi di poter inviare i nostri ragazzi a lavorare in quelle realtà se decidono di fare il percorso Erasmus. Quindi, insomma, è una grande cosa, io credo, Una che grande opportunità, avere veramente. questa possibilità. E vorrei vedere se ci sono delle domande e chiedere anche alla nostra collega, però mi pare di no. Abbiamo anche all'interno di ITS abbiamo la sezione di ITS Alumni, all'interno della quale abbiamo tutti i ragazzi che si sono diplomati, è una community con la possibilità di rimanere in contatto e di accedere anche a delle fiere, a dei momenti di approfondimento, a conoscere eventuali offerte di lavoro se avete voglia di cambiare quello che state facendo, insomma tante cose molto interessanti. E cosa volevo dirti, Federica? Tu hai fatto anche un corso di bartender, poi hai approfittato quando eri via? A Barcellona, sì. Ho frequentato il primo mese quando sono partita, ho fatto un corso anche lì appunto di bartending. È stato più che altro per concludere un po' il percorso nel quale tutto è incominciato, perché è stato il mio primo lavoro ancora prima di iniziare l'ITS, ed è quello che mi ha fatto proprio anche entrare in questo settore. E poi sono andata dove ho lavorato a Barcellona, era più inerente sempre al mondo dei vini, quello sì. Però è Bene, stato per concludere un attimo il cerchio, certo, ecco. Sì. cose da mettere nel curriculum. Assolutamente, che la formazione non manca mai. Esatto. Allora, Che non ci dite sono domande, quanti Cri, minuti? quindi evidentemente io mi immagino che siete state bravissime e chiarissime su tutto, per questo che non ci sono domande. Però te ne faccio io due che mi arrivano spesso e volentieri, ma magari adesso diciamo gli animi devono un po' scaldarsi o magari le persone si sentono ancora un po' lontane dalla scelta e lascio raccontare a te. Innanzitutto, se si sa una data delle selezioni o una finestra o un periodo, e poi se la preiscrizione, quindi dove sostanzialmente venite portati a iscrivervi nel momento in cui entrate dentro il sito, è vincolante e Certo. soprattutto se per caso uno ha più scelte, come deve comportarsi. Perfetto, hai ragione. Allora, le selezioni, perché questo va detto, non l'avevo detto, le aule sono composte dal massimo 20-25 partecipanti, perché solo così possiamo avere un rapporto approfondito e quindi a volte ci sono parecchie sedi che hanno più richieste che posti disponibili e di conseguenza dobbiamo fare una selezione. La selezione avviene subito dopo la vostra maturità e per chi è già maturo avviene a luglio comunque. Consiste in due prove, una scritta per la quale non dovete preparare nulla, ma solo portare il vostro bagaglio di conoscenze che avete maturato fino a questo momento. Ci saranno domande di cultura generale, qualcuna riguarderà il turismo, qualcuna la geografia, qualcuna l'inglese, proprio cose che voi sapete. E il colloquio invece poi orale, che altro non è che un colloquio motivazionale, come se andaste a fare un colloquio di lavoro. Quando vi presentate ad un'azienda dovete far vedere che conoscete quell'azienda e che voi vorreste tanto lavorare in quell'azienda e anche qui dovete farci capire che voi vorreste tanto far parte del nostro brand, che avete studiato cosa siamo e che noi siamo la vostra scelta.
Quindi ecco una grande motivazione. E iscriversi è facile, basta entrare nel nostro sito. La Samantha, che è la nostra ragazza della comunicazione, ha posizionato bottoni con scritto preiscrizioni ovunque, e quindi voi li potete cliccare e accedete ad un modulo dove ci lasciate anche la mail per se volete maggiori informazioni oppure se volete preiscrivervi. Non è impegnativo di nulla, da qui a luglio avete tutto il diritto e la possibilità di cambiare idea, però intanto vi tenete un posto, che non è una cosa da poco, per poter accedere alla selezione. Non sapete ancora in quale corso iscrivervi, non c'è problema, c'è la possibilità di iscriversi anche a più corsi e poi nel corso del colloquio orale, dove, come vi ho detto, ci fate capire che noi siamo comunque la vostra strada, ma non sapete ancora bene quale, vi aiuteremo a decidere. Cosa dici, ragazza della comunicazione? E siamo anche perfettamente in orario perché ci piace essere anche puntuali e diciamo, promettere quello che raccontiamo nei social, quindi non andremo a tenerli ulteriormente. Esatto, Federica, ti ringrazio tanto. Grazie mille Federica, sentirete ancora parlare di lei perché diciamo quando ci sono comunque ragazzi che dopo ci rimandano indietro tante cose, poi come vi raccontava Cristina che oltretutto lei è responsabile per gli alunni, vengono comunque tenuti nel circuito, entrate comunque in una sorta di diciamo di altro mondo dell'ITS che è al di fuori della formazione, ma rimane comunque un network che può aprirvi un sacco di opportunità, di finestre, anche contatti con i docenti che poi, come vi raccontavano, obiettivamente sono professionisti del settore, quindi non si tratta più di vado a chiedere il consiglio al mio professore delle superiori, ma vado a confrontarmi con un altro professionista che ti dice guarda qui no, però se vuoi la cercano o piuttosto vi dà il consiglio specifico. Quindi diciamo questo e poi ovviamente c'è anche un forte interesse anche delle aziende stesse, infatti arrivano un sacco di richieste che poi giustamente Cristina spartisce, dopo chiaramente noi facciamo solamente da spartiacque, poi tutto viene gestito da voi e dall'azienda, noi ci facciamo solamente da portavoce, ma proprio perché l'ITS di base rappresenta proprio l'anello di congiunzione tra quello che è il mondo imprese e voi nel senso, e tutto quello che è la parte operativa, strategica, tutto quello che è il mondo degli studenti. Bene, direi che ci possiamo salutare. Aspetta, no, ok. Ah, ok. Cioè, no, ho visto un commento, però ci salutano Chiara Carretta, che vedo anche spesso molto attiva nei social. Grazie Cristina, Federica e Samantha. Grazie a te, Chiara. Bene. Alla D'accordo, prossima. grazie a tutti. Alla prossima. Ciao, ciao Federica.